Entro il 15 febbraio sarà possibile da Favaro arrivare fino al panorama, in modo tale che tutta la linea della terraferma sia conclusa. La notizia che veneziani e mestrini aspettano da tempo è finalmente arrivata. Nonostante qualche rallentamento dei lavori dovuto alla ritardata consegna di alcuni materiali, il tram, che sarebbe dovuto partire a dicembre, partirà invece ufficialmente a Marghera entro metà febbraio. È il primo tram d'Italia che passa in galleria, quindi è anche un po' una sfida. Ma sicuramente la stazione che abbiamo organizzato è una stazione funzionale, di grande valenza anche architettonica, e anche la parte esterna consente una riqualificazione della città in un punto molto delicato. È un vero punto di intermodalità che dovrebbe dare funzionalità alla mobilità complessiva, ma anche recuperare il pregio di una zona che poi si proietta verso il centro di Mestre, e quindi è un contributo a migliorare complessivamente la qualità della vita di questa bella città che diventa sempre più europea. Entro i primi di gennaio si completeranno i lavori tecnici all'interno del sottopasso, poi quelli riguardanti la fermata sotterranea, che avrà 2 scale pedonali, 2 ascensori e 2 scale mobili per accedere direttamente al binario, uno della stazione ferroviaria e alla stazione di interscambio di Piazzale Favretti. Contestualmente all'avvio del tram arriverà anche il bicipark, che potrà contenere 1000 biciclette, il più grande d'Italia. Sono contento perché finalmente, dopo tanti problemi e tanti ritardi per questioni veri e per situazioni, diciamo, che ci sono state di conflitto con alcune costruzioni qui intorno alla stazione, insomma, la cosa va avanti e si vede finalmente il traguardo. Quindi con l'inizio del 2014, a metà febbraio 2014, è molto realistico che cominci l'esercizio del tram.